Buonasera a tutti, 13ª puntata di Che Calcio Che Fa. Ecco, siamo arrivati alla 26ª giornata del campionato di Serie A con delle sorprese, con dei impaludamenti in qualche modo al vertice della classifica. Vedremo stasera la partita Cagliari-Napoli alle 19, che cosa ci dirà in qualche modo, se appunto il Napoli si avvantaggerà di questa situazione, nel senso che l'Inter ha avuto una importante battuta d'arresto, il Milan non da poco però mantiene la testa della classifica, anzi raddoppia anche le distanze nei confronti dell'Inter, la Juventus ha pareggiato con il Torino nel derby, l'Atalanta ha perso, quindi insomma c'è un po' di sconvolgimento. Da un certo punto di vista sono molto contento, perché il campionato italiano, visto che io sono un sostenitore del nostro movimento, al di là dei problemi che comunque il calcio italiano ha, è un campionato molto ma molto interessante. Quindi quest'anno mi sembra abbastanza evidente, no? Arrivare a 2/3 del percorso e avere indubbiamente questa bagarre che si sta scatenando. Sembrava che ormai l'Inter avesse già ammazzato il campionato, e invece no, ancora ci possono essere dei buonissimi rientri. Ricordiamo che Calcio Che Fa è un'iniziativa che va in onda in streaming sulle pagine Facebook, in principal modo ovviamente essendo partita come trasmissione radio dopo 5 anni, ma poi causa Covid, insomma quello che stiamo un po' attraversando in questo periodo storico, va sulla pagina, principalmente sulla pagina Facebook di silviomusicradio.it, che è appunto il nostro partner che ci accoglie. Dall'altra parte abbiamo il momento del libro, e poi oggi è la giornata, avremo un ospite che tra poco ci farà vedere la prossima uscita, un libro, ma non vi svelo il titolo perché lo svegliamo dopo insieme a lui, ed è la piccola parentesi che riguarda l'editoria, e a tal riguardo faccio vedere ovviamente anche i Mondadori Bookstore che sono collegati, quelli di Acquiterme, Crema, Genova Sestri Ponente, Loano, Sestri Levante, Trento e Varazze. Questo perché al martedì abbiamo Equilibri, Sport, Salute e Benessere, e poi al giovedì Diretta Libro, sempre con questi Mondadori Bookstore alle ore 17. Oggi parliamo di calcio, ovviamente. Prima di iniziare abbiamo sempre il piccolo riferimento al nostro collegamento di solidarietà a questa associazione che si intitola Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-emma.it. Ovviamente chi desiderasse partecipare alla ricerca che viene fatta appunto dalla stessa Emma, che è questa ragazza che sta studiando proprio la sua patologia ed è molto brava, e quindi è giusto sostenere questa ricerca per la risoluzione di questa malattia rara. Qui vedete che c'è anche l'Iban. Bene, siamo arrivati dopo questi preliminari al punto più importante, ovvero quello di presentare l'ospite, e l'ospite si è in qualche modo descritto, visto che nella propria videata c'è il proprio nome, con Cominterna. Questo la dice lunga sul fatto che siamo in collegamento con l'ideatore e il direttore di Interisti Stalinisti, che è Cristiano Marrella. Ciao Cristiano, eccolo. Ciao Fulvio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci, ciao. Allora, senti, mi fa molto piacere averti in trasmissione, anche per il semplice fatto che Interisti Stalinisti è un blog che si allarga ai social network, quindi mi fa piacere ovviamente allargarci sempre di più ai social network che rappresentano ormai una parte importante per ognuno di noi, chi l'avrebbe detto qualche anno fa, nel discorso della comunicazione. E la comunicazione viene fatta da qualche anno con interisti stalinisti, con questa sorta, diciamo, di metafora in cui si cerca di ripercorrere l'epopea, chiamiamola così, stalinista, che ahimè non è stata delle migliori nella storia dell'uomo, ma soprattutto da un punto di vista simpatico, come per dire noi vogliamo raggiungere un obiettivo. Quindi c'è una sottile ironia che viene ovviamente riverberata ogni giorno, quasi ogni giorno, sui social, su Twitter, con dei tweet ovviamente
con dei post che vengono scritti da te su Facebook e hanno tutti un connotato ovviamente sovietico, Sì, chiaramente collegato al calcio e all'attualità dell'Inter. Allora, come esatto. nasce innanzitutto Interisti Stalinisti? Allora, ti ringrazio innanzitutto per l'opportunità di avermi, insomma, fatto innanzitutto presentare me, la pagina e poi presentare il Sì. libro. Come nasce? Allora, hai letto anche un pochino a spanne, insomma, il libro, l'introduzione, come nasce? C'è scritto lì: "Nasce ironicamente", perché era durante un pranzo di Capodanno a casa mia giù con mio padre e con un carissimo amico di famiglia. Era il periodo del processo Ruby, Ruby Ter in realtà, o Ruby, sì, Ruby Ter, con Berlusconi ovviamente imputato, e c'era un ospite che era un caro amico di mio padre, che era un simpatizzante di Berlusconi. Allora era il 1° gennaio, poi in casa mia si parlava sempre di politica di continuo. Ovviamente Beh, chi da una parte, chi dall'altra. la base c'è quindi insomma. Esatto, se non si fosse capito insomma. E niente, allora c'era questo amico di mio padre che, non lo so, probabilmente stava già mezzo bevuto dal pranzo, allora difendeva così a spada tratta Berlusconi, perché sai la tesi ovviamente di tutti poi è: questa magistratura, ormai c'è questo filo rosso che la magistratura sia un potere insopportabile, vabbè, se la magistratura non fosse tutta di sinistra, allora Berlusconi non sarebbe così perseguitato", così era il mio padre che parteggiava per un altro partito, per un'altra idea. A un certo Certo. punto evidentemente stava ubriaco anche lui già alle 12:30, e allora ha detto: "Basta, mi hai rotto le palle, non se ne può più", perché ovviamente riprendevano il discorso di San Silvestro, cioè si erano lasciati prima del pranzo con lo stesso discorso praticamente a cena. E quindi poi Insomma hanno non è ripreso il giorno do esatto. E allora ha detto: "Basta, mi hai rotto le palle, tu in questa casa non devi più entrare, in questa casa non entrano, i berlusconiani, non entrano i fascisti". addirittura. Sì, sì, sì. Perché? Perché in questa casa, disse mio padre, si alzò in piedi, perché in questa casa noi siamo stalinisti in questa casa. Allora io stavo di fianco a mio padre, avevo bevuto un pochino anch'io, allora aggiungo: "Vabbè, allora in questa casa comunque non devono entrare neanche gli juventini se per me." Ho detto: "Perché noi non siamo soltanto stalinisti in questa casa, noi in questa casa siamo interisti stalinisti." E allora lì era il 1° gennaio del 2015, son corso subito in camera, ho detto: "Cioè interisti stalinisti", così mi suonava bene, benissimo. Son corso in camera e ho aperto il computer e ho fatto questo blog. È stato un esperimento sociale che comunque Beh, sta andando. che sta andando avanti. Vabbè, Ah, la premessa è molto carina. Indubbiamente spero che l'amico sia stato riaccettato ovviamente sì, a sì, poi casa. dopo sì, sì, Anche sì, perché pure poi in basta, qualche modo è responsabile ovviamente dell'iniziativa. Allora vediamo un attimo dunque, allora, aspetta che devo rivedere un attimo la condivisione. Condividi schermo velocissimamente, la finestra e andiamo su questo. Eccolo qua, condividi. Eccolo, questa è la pagina Facebook di Interisti e Stalinisti, eccola qua. E quindi la vedete perché la cosa divertente, dopo la vedremo un po' più approfonditamente con ciò che riguarda i loghi, ovviamente della trasmissione. Qui abbiamo già, per esempio, Interisti Stalinisti, che è il libro che andremo a presentare, no? Ovviamente, di cui hai già in qualche modo anticipato la premessa e io te l'ho chiesto appunto da questo punto di vista, no? Sì, E poi andremo a leggere qualche post per far capire qual è il tenore della discussione, il tenore, la forma in qualche modo in cui viene diciamo redata, perché anche quello è importante da questo punto grazie. di vista, no? Perché bisogna un po' fare un po' il verso, no? Anche a quel sistema, no? Che chiaramente era molto statuario, molto forte, no? Quindi anche per sdrammatizzare, però una base c'è, e la base sembrerebbe essere il fatto che l'Inter, io lo dico sempre, è una squadra differente e diversa per tanti motivi. Ed è diversa anche nel prendersi in giro e con Esatto, ironia e sottile, diciamo, sarcasmo anche in certi momenti, no? Giocare anche contro se stessi, no? E dopo approfondiremo anche questo discorso che mi sta
a cuore, no? E quindi Anche perché senza l'ironia non ce l'avremmo fatta, secondo me, in tutti questi anni, soprattutto in quelli più bui. in quelli più bui. E quindi, vabbè, insomma, credo che l'unico sistema per cercare di far fronte a quelle che sono poi le corazzate mediatiche che ci sono state poi, soprattutto nel periodo berlusconiano, ma ovviamente anche dell'altra squadra importante d'Italia, è logico che non c'era grande possibilità di poter recuperare, avendo anche un presidente che non gli interessava l'editoria come Massimo Moratti. Allora, il discorso in generale è questo: utilizzare la metafora, chiamiamola così, stalinista, tra virgolette, con quel modo di scrivere per cercare di tirare delle stilettate. Quindi questa è l'ironia, e andare a prendere un po' in giro i personaggi, no? In questo momento storico. Adesso Mh-mh. però ci dobbiamo calare un attimo in quella che è la realtà, no? Quindi ieri sei andato a San Siro, mi sembra di aver visto una foto, Sì, ti sì, sì. vedo un po' rabbuiato, sei un poco illuminato, ecco, quindi in questo momento rabbuiato perché il calcio è anche questo, no? Se fosse tutto così facile, altrimenti non ci Beh, sarebbe l'Inter neanche la bellezza dell'imprevedibilità, no? Ecco, allora non ti aspettavi una sconfitta del genere, ovviamente. obiettivamente no, sebbene il giorno prima io poi l'abbia anche scritto, voglio dire, se l'Inter non fosse l'Inter sarebbe, cioè se noi non conoscessimo l'Inter sarebbe tutto molto più facile, cioè l'ho scritto a ridosso del pareggio del Milan a Salerno, no, e ho detto: se l'Inter, cioè se si scorre un post magari lo si trova anche." Ho detto: quanto sarebbe bello che se soltanto noi non conoscessimo l'Inter, oggi staremmo già festeggiando e anche domani avremmo 3 punti potenzialmente buoni per chiudere lo scudetto, il discorso campionato. Però siccome la conosciamo l'Inter, forse diciamo che, qualcosa da lei, uno scherzetto dobbiamo aspettarcelo, però non pensavo che perdessimo. Cioè, piuttosto mi sarei aspettato un pareggio magari, perché tanto con noi il Sassuolo storicamente è un avversario, ostico, voglio dire. Cioè io temo più il Sassuolo che non il Bayern Monaco quando giochiamo in Europa, e non sto scherzando, perché con noi il Sassuolo fa sempre la partita della vita, anche per demeriti nostri. Pensavo che al massimo avremmo pareggiato, invece no, invece abbiamo proprio Sì, che poi volendo, cioè i tiri ci sono stati, ormai sappiamo benissimo, ho visto una squadra indubbiamente stanca. E allora, non vorrei fare il solito giochino che è tipico dell'interista, di dare le colpe a tutti, all'uno, no, all'altro, di qua, di là, no? Perché okay. credo che tu voglia anche in qualche modo combattere questo, no? Perché ci dovrebbe essere, anche stalinianamente parlando, una sorta, diciamo, di indottrinamento. Chiaro che è Esatto. antidemocratico, però forse a un certo momento un'idea ben precisa sarebbe meglio averla, no? Anche perché È vero, poi, non avendo i mezzi di informazione, dall'altra bravo, parte sono gli altri mezzi di informazione che danno il verissimo. là alla malmostosità interista. Esatto. Ti ringrazio davvero perché mi preme tantissimo questo topic, questo argomento, perché io poi non seguo le altre tifoserie, però penso, ho degli amici ovviamente, dei colleghi juventini, milanisti. Io mi chiedo perché il tifoso milanista o il tifoso juventino debba difendere, non lo so, Pinsoglio, cioè non me ne voglia, tanto per dirne uno, Pinsoglio, oppure un giocatore, che al Milan non ha tanto successo, quale può essere, Krunic. Cioè devono Sì. difendere i loro giocatori, come se fossero davvero, cioè Pinsoglio come se fosse Buffon, Donnarumma, Krunic come se fosse, Cambiasso, Makelele. Perché noi invece dobbiamo dare sempre addosso ai nostri giocatori? Già non abbiamo i mezzi di informazione dalla nostra, per niente, e da 7, 8 mesi a questa parte, lo vediamo anche nelle pagelle. Io poi evito di vederle, perché mi incazzo, perdonatemi, mi incazzo totalmente quando vado a vedere che ci si accanisce contro uno contro l'altro. Perché noi non dobbiamo fare, cioè noi siamo masochisti, siamo autolesionisti, e io cerco davvero di combattere questa cosa. Io ti dico che noi che siamo autolesionisti, il problema è che non c'è una deriva positiva lanciata dalla nostra parte, nel senso che una domanda che era stata fatta anni fa a Moratti diceva: ma scusi, ma io lo dico sempre, non abbiamo neanche un giornale parrocchiale, no? Adesso non è che uno debba avere per forza l'aiuto, però una qualsiasi città italiana ha un giornale di appartenenza, non No, so, senza esatto, andare a prendere il Corriere dello Sport che guarda il centro Italia, Napoli, Roma, Lazio,
ma non so, dico, tu sei di pugliese, giusto? Sì, sì. Non so, a Foggia c'è il giornale o c'è il giornale della regione che difende in qualche modo tendenzialmente. Mh-mh. L'Inter non ha neanche e Moratti disse all'epoca, dice: "Per quale motivo mi devo autocelebrare aprendo un giornale mio in cui celebro", e questa la dice lunga anche sul personaggio, è anche distaccato, e poi comunque non mi interessava anche da un punto di vista imprenditoriale, perché lui non ha ovviamente delle aziende come poteva essere, non so, la stessa Casagnelli o Un Berlusconi, prezzo che seguito dalla logicamente devono stampa. essere pubblicizzate, no, hai capito? Esatto, Ecco, quindi, esatto. e quindi questa aveva una logica, no? Però in questo modo qua non abbiamo mai avuto un'appartenenza ben precisa da un punto di vista Mh-mh. mediatico, molto forte, che andasse in qualche modo a contrastare. E allora chiaramente le anime molto leggere, volubili, interiste si fanno in qualche modo Esatto. strattonare, e questo è il grosso problema. Dopo ti faccio vedere un'immagine, aspetta che però la voglio spostare. Vai avanti in questo Dicevo, non ti nascondo che comunque nel mio piccolo, poi, soprattutto i primi anni della creazione del blog, pagina, chiamiamolo come vogliamo, io cercavo, siccome ero e sono pienamente cosciente del fatto che non abbiamo neanche un giornalino di parte, come hai detto giustamente, ho provato sempre a contrastare, cioè o comunque a dettare una piccola linea cosiddetta di partito, no, per cui con la quale insomma indirizzare i tifosi. Però è davvero difficile perché ti scontri davvero con gente, cioè scopri una realtà a sé stante, negli stessi tifosi dell'Inter. Mi ricordo, ora è facilissimo oggi nel 2022 dire che Brozovic è uno dei centrocampisti più forti d'Europa, o no? Siamo tutti d'accordo, voglio Certo, dire, immagino. assolutamente. O anche Perisic, oggi soprattutto quest'anno. Io mi ricordo che anni e anni fa dissi in modo molto umile, quando Brozovic stava per andare al Siviglia, che poi ci fu quell'opera di convincimento, di trasformazione, della quale è protagonista mister Spalletti, io mi ricordo che dissi che Brozovic secondo me era molto più forte di Pjanic. Lo scrissi in pagina, dissi: "Siamo gli unici tifosi che rischiano, cioè che capaci di mandare via un centrocampista come Brozovic", perché era un Inter Benevento, stavam perdendo, poi vincemmo 2-1, però era un Inter Benevento in cui Brozovic fu fischiato totalmente, uscì nel malcontento, applaudì in Sono, modo sono perfettamente d'accordo con te, la pensiamo allo stesso modo, perché io scrissi con molto veleno, ho detto continuate a fischiare perché non fate altro che il gioco degli altri. Il esatto, fischio, il dissenso ci può anche essere, ma lo fai alla fine della partita. Fino a quel bravissimo. momento ovviamente devi sostenere, ma questo è valido per qualsiasi squadra, quindi in particolar Assolutamente, modo tanto lì. fischiamo, perdiamo, ma chi è che ne subisce le conseguenze? Cioè, in modo molto banale, cioè, e in modo molto spicciolo e populista, tanto il calciatore, voglio dire, che sia Brozovic o Padelli o Lukaku o Dzeko, alla fine della partita tanto comunque la loro vita bellissima, ovviamente però, cioè, per palesi motivi se la fanno, ma tanto chi è che ci sta male poi? Noi, cioè noi tifosi. Che torniamo a casa frustrati, torniamo a casa con l'Inter seconda oggi in classifica, cioè è tutto, cioè va tutto a nostro discapito. Cioè che senso ha poi fischiare e indurre poi malcontento su malcontento? Cioè è questo. E noi abbiamo rischiato di mandare via un centrocampista come Brozovic. Io non Esatto, ho anche perché poi vabbè, dopo è stato sistemato meglio da Spalletti nella mh, posizione attuale, ma, ovviamente abbiamo impiegato un po', perché lui l'ha sistemato dopo il mondiale del 2018, perché nel esatto, 2018 lui giocava lì, e quindi esatto. come fa un allenatore a non vedere che quella prestazione è importante, no, viene messo già da un po' di tempo in nazionale. Francesco Oliva scrive, dice era Inter Bologna, quindi Inter era la Bologna, okay, partita. perdona, va bene. Ok, va bene. E poi dopo, vabbè, Francesco Curreli, spettacolare, quindi probabilmente riferito ovviamente ai colori nerazzurri di interisti stalinisti. Io non voglio però che questa trasmissione sia completamente interista o peggio ancora stalinista, scherzosamente, no? Ovviamente stiamo parlando di calcio. Allora parliamo un attimo della, diciamo prima, delle problematiche dell'Inter. Non voglio fare il solito intertrista, e purtroppo non riesco a mandarti a recuperare questa immagine, peccato, perché io
tempo fa avevo fatto un'immagine che era Tafazzi, no? E quindi il Ah, sì, famoso sì, sì, certo, il famosissimo interista Tafazzi. tafazzista, esatto, avevo fatto una piccola campagna. Quindi, come vedi, si scherza su questo discorso legato Dell'interista a una tafazzista, cosa certo. vera, una cosa vera, insomma. Allora, andiamo però dal tuo punto di vista a trovare, se non un colpevole, almeno un perché c'è stato questo blackout, scorporandolo però dalle altre partite, perché è chiaro che fai la partita con il Liverpool, giochi allo stesso livello da un punto di vista nervoso e fisico, non magari come la qualità che può avere il Liverpool, però ce la giochi, poi la vai a perdere e quindi comunque alla fine sei stanco dopo tutte le partite che sono state fatte. Infatti io ho una lista che però ormai stiamo finendo, che era questa, che era partiva praticamente dai primi di gennaio fino alla prossima partita, mancano ancora 3 partite: Genova-Inter, Inter-Salernitana e Liverpool-Inter. Erano quindi la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 partite, di cui una non è stata giocata col Bologna, e quindi però di sicuro una partita in più, che era stata quella della Supercoppa italiana. Quindi abbiamo avuto molti impegni, l'Inter ha avuto molti impegni E di che con, tipo poi, con importanti ovviamente avversari. Quindi qual è il tuo discorso, il tuo pensiero riguardo a questo, no? Okay, mi hai detto di fare un Al discorso. fatto che l'Inter ieri ha perso, molti dicono e Andanovic, altri dicono e Gagliardini e Barella in quella posizione, e Inzaghi non ha capito niente, e Lautaro che non segna, e Sanchez non è una punta vera più, come non segna tanto, e abbiamo sempre il 3000 problemi. Magari c'è un problema iniziale che è appunto legato al fatto che sono stanchi. Concordo in pieno. Poi hai detto di fare un discorso scollegato dalle altre partite. Sì, okay, possiamo anche fare un discorso scollegato dalle altre partite, perché quella di ieri era una partita a sé stante. Però andiamo a vedere anche un secondo, senza trovare giustificazioni, tutte le energie mentali e fisiche che hanno speso i giocatori dell'Inter, no, noi abbiamo giocato contro la Juve, abbiamo giocato 125 minuti, voglio dire. Contro la Juve c'era una Supercoppa in palio. Poi abbiamo giocato col Milan. Poi a distanza poi abbiamo giocato con la Roma a distanza di 2 giorni, poi abbiamo giocato col Napoli, cioè non è che abbiamo giocato, con tutto il rispetto, con la Salernitana, il Genoa, che andremo ad affrontare assolutamente. Sì. Noi abbiamo davvero speso tanto e soprattutto siamo una squadra che, sebbene abbia vinto lo scudetto, per quanto vincente possa essere, e la Supercoppa voglio dire, siamo una squadra secondo me ancora in costruzione, cioè perché andiamo a vedere i giocatori che sono le riserve, che sono entrate poi contro l'Inter, quelle lì del Liverpool. Andiamo a vedere i panchinari del Liverpool e andiamo a vedere i panchinari Vabbè, dell'Inter. questo se vuoi fare il paragone con i Totem, che sono già da tempo, e poi sappiamo benissimo che sono squadre costruite con grandi capitali, e quindi è molto facile. Han preso, adesso non mi ricordo più, quel ragazzino che è entrato nel secondo tempo, Alex 65 milioni. Diaz Diaz, che esatto. 50 milioni e entra contro di noi e cambia la partita. Peraltro 50 milioni per Diaz che fa panchina al Liverpool e farebbe il titolare in 20 squadre in Serie A, voglio dire, No, ma per ovviamente. dire, no, hai capito? Quindi vabbè, però io, che sono quindi avvocato del diavolo, ti dico, però guarda che il Milan in questo periodo, e anche il Napoli, hanno avuto delle grosse defezioni, quindi sono riusciti comunque a mantenere un certo livello di gioco. Il Napoli forse ha pagato un po' di più, Mh-mh. però alla fine vedi è ancora lì, e il Milan è riuscito pesantemente ridimensionato in certe partite come organico, però è ancora attaccato, è lì in prima classifica. Quindi insomma, Concor concordo. Il Milan ha vinto, per demeriti nostri, una partita che valeva 6 punti, perché se noi avessimo vinto contro il Milan non ne avremmo presi 3, noi ne avremmo presi potenzialmente, cioè è chiaro, tutto in linea teorica, 6 perché i 3 sono i nostri, meno 3 poi son quelli del Milan. Ha vinto quella Ovviamente, partita. però dopo incontri il Sassuolo e perdi, perché comunque la stanchezza col Liverpool ci sarebbe stata lo stesso, no? E quindi Esatto. però hai un tesoretto, no? Quindi Esatto, poi, alla fine i giocatori non sono cioè se fossero macchine i giocatori e se fossero delle equazioni come la PlayStation, allora non servirebbero gli allenatori, no, potrei andare ad certo. allenare io l'Inter, perché tanto, Dzeko, Perisic sono più forti di Tolian, di Chiriches, ehm,
Oh, Calle Masnat è un gran follower, io lo conosco, è un gran Ah, follower della okay. è un grandissimo Beh interista ed è anche un intenditore, beh, ma poi vedo che ha la sua immagine, la famosa rovesciata del gol di Calle Esatto. annullata. Tutte le squadre che hanno iniziato il 2022 con Europa, Coppa Italia, campionato Juve Inter, Supercoppa sono in flessione, poi lui comunque se l'Inter non ha una rosa per gestire un filotto del genere. Esatto. Va bene, okay, però è anche vero che c'è stato 'sto calendario, io dico anche un po' maledetto, Io non asimmetrico sono perché d'accordo con questo ha calendario convogl di ti piace? No? no, assolutamente, hai detto bene, Eh. asimmetrico, bravissimo. Sì, sì, no, è asimmetrico perché han convogliato è la casualità questo, anche perché poi, crea un problema a livello di spettacolo di tutto il sistema, perché se l'Inter avesse vinto, avesse piallato il Milan, avesse magari preso già i 3 punti col Bologna, per dire, era già in vantaggio, non avesse perso ieri, se, però avrebbe già ammazzato il campionato e siamo a metà febbraio. Quindi credo che questa sia una riflessione su cui deve essere indubbiamente fatta, che deve essere indubbiamente fatta. Mh-mh. Allora, tu dici non ha la rosa. Nello specifico ha sbagliato Inzaghi a mettere dei giocatori che lui dice sostituisco Barella che ha già giocato in quella posizione, sostituisco Brozovic con Barella che ha già giocato in quella posizione, inserisco Gagliardini perché ha comunque una sua fisicità, visto che Vidal aveva fatto una grande partita, una fisicità con le ripartenze, i centrocampisti del Sassuolo, quindi quello non è che non l'abbia pensato. Dall'altra parte non ho Bastoni, ha fatto sempre bene la partita anche col Napoli, ha giocato bene Di Marco, quindi lui in fin dei conti dice non metto le due punte davanti, faccio rifiattare il Dzeko, quindi sulla carta andava bene. Però non ti pare che dopo un quarto d'ora che sei già sotto di uno, poi dopo anche di 2 reti, li vedi continuamente ripartire, forse sarebbe stato meglio congelare, cioè credo che avere per esempio il mio ragionamento era quello di mettere un'unica punta, guarda cosa ti arrivo a dire, e mettere un centrocampista in più. Se Io fosse stato Sensi, adesso no perché abbiamo bisogno di Sensi, però Sensi ha giocato mezza punta dietro una punta, poteva essere perfetto, messo lì davanti con Gagliardini e evitavamo anche un po' le ripartenze che erano già scritte sulla carta. Io, senza nulla togliere, voglio dire, al modulo, al pensiero, sono un po' contrario alle soluzioni conservative. Io sinceramente vabbè, la formazione Inzaghi ha ritenuto che quella fosse la migliore, poi lui li vede ovviamente ogni giorno. Io probabilmente non Certo, avrei fatto giocare Di Marco, perché secondo me Di Marco non è un terzo centrale. Penso che Di Marco sia un ottimo terzino sinistro in una difesa a 4, a non un 4. torneo. Concordo. Oppure, al limite, lo dico e mi piacerebbe tanto perché ha un piede ed è anche intelligente, potrebbe fare la mezzala sinistra in un centrocampo a 3. Quello secondo me è il suo ruolo. Il terzo centrale di difesa anche Beh, un po' lo fisicamente fa, da un certo punto di vista lo esatto, fa esatto, anche. esatto. I quando si Anche Bastoni quando avanza dentro al campo. esatto, esatto, occupa lo spazio in questo modo. Quindi per me Di Marco non è un centrale, un terzo centrale, quindi piuttosto probabilmente avrei fatto giocare D'Ambrosio, che fisicamente c'è sempre stato, atleticamente voglio dire, o comunque Ranocchia facendo una difesa a 3 pura. Io non avrei giocato con una punta, ma io non sono l'allenatore No, dell'Inter e beh, non li certo. vedo giorno dopo giorno. Io però avrei azzardato, ti dico, con un sin da subito, dal 10° minuto, quando abbiam preso il gol e non passava un pallone a centrocampo, avrei messo immediatamente Dzeko per Gagliardini. Avrei giocato subito con un trequartista che è Sanchez, che se sta bene può essere l'attaccante uno dei più forti in Serie A, se sta bene, e con Eh 2 beh, punte. però Perché un po' già nel secondo tempo quando ha messo Dzeko, che quindi era tutta sbilanciata in avanti, ci sono state tante ripartenze. Farlo già a energie fresche nel primo tempo sarebbe stato terribile. Però son d'accordo con te che Dzeko è inamovibile, anche perché poi dai struttura fisica, palla lunga da dietro, non fai quindi il fraseggio dal basso e esatto. dai la palla lunga. Mh-mh. Vabbè, insomma, quindi vabbè, questa è la situazione. Staremo a vedere. Vorrei un po' chiudere il discorso del campionato dell'Inter, qua c'è sempre Cagliari. Perché l'anno scorso abbiamo iniziato solo sono le energie mentali, concordo, assolutamente. Certo, la stessa dell'anno scorso abbiamo un Lukaku in meno, uno Dzeko in più, per quanto senza nulla togliere a Dzeko, assolutamente è un tipo Ecco, di attaccante diverso. Dzeko è un regista d'attacco, Lukaku è un finalizzatore che in Italia è stato eccezionale, però sono d'accordissimo con Calle, assolutamente, ma ci troviamo spesso d'accordo.
Bene, bene. Allora, andiamo avanti per ciò che riguarda invece il campionato, andiamo a vedere quelle che sono state anche le partite di ieri del weekend calcistico, quindi abbiamo qua i risultati, quindi il Toro che pareggia con Belotti contro la Juventus col gol di De Ligt, poi abbiamo la Sampdoria-Napoli dove la Sampdoria sta ricrescendo con un Quagliarella veramente evergreen, una doppietta all'Empoli, non è facile perché l'Empoli poi fuori casa gioca molto bene. È vero. Roma-Verona, una partita, scusami? Non dico, è vero assolutamente. L'Empoli gioca benissimo fuori casa, ma anche in casa gioca bene l'Empoli proprio, è un Sì, buon allenatore. beh, insomma, è una squadra un po' rivelazione. Poi abbiamo Roma-Verona 2-2 con una partita veramente recuperata in una maniera rocambolesca. Salernitana-Milan, anche qui ne parliamo dopo, questa partita molto anomala. Abbiamo la 2-2 più Fiorentina-Atalanta 1-0 con il gol di Piontek. Poi abbiamo Venezia-Genoa, un pareggino che va bene a tutte e due. Inter-Sassuolo ne abbiamo già parlato. Udinese-Lazio 1-1. Anche qui sempre andare a giocare a Udine è sempre molto difficile. Poi abbiamo Cagliari-Napoli oggi alle 19 e poi stasera alle 21 Bologna-Spezia. Parliamo di Salernitana-Milan. Allora, tu da buon interista ti eri in qualche modo sfregato le mani, ovviamente al risultato. Devo dire la verità che anch'io me le sono sfregate, però mi ha dato molto fastidio per esempio il gol di Rebic, perché è un gol veramente un po' disperato, che però gli è andata bene, no? Perché Evitabile. è Esatto. stato un tiro, un'intuizione probabilmente, però se non ci fosse stato quel tiro lì, io non so come sarebbe andata a finire, perché la Salernitana ha giocato molto, ma molto bene, no? Sì, sì, è una squadra che è stata ricostruita bene. Era una squadra, non me ne vogliono i salernitani davvero. Poi a me simpatizzo Salernitana da quando giocavo ai giochi manageriali nel '97 che c'era, mi piaceva come squadra. Poi c'era forse Di Vaio, non ricordo, però mi piace la Salernitana e quindi posso dire con dispiacere che era stata costruita malissimo. E adesso poi è arrivato Sabatini, è cambiata anche la presidenza hanno fatto davvero un mercato di gennaio È arrivato importante. Nicola in panchina anche, che Esatto, bravissimo. è un allenatore che serve per queste situazioni, un po' come Esatto, Iachini, no? esatto. Mi piace tanto Nicola, fa giocare anche bene le squadre, voglio dire poi un motivatore, ma soprattutto hanno preso dei giocatori molto, molto buoni e gioca bene adesso. Cioè son Ma giocatori io d'esperienza. ho visto una squadra che gestiva molto bene il pallone, molto generosa, e poi ha fatto Esatto. due grandissimi gol. Sì, Stava sì, per sì. fare anche il terzo, anche, Esatto, quindi ieri ho provato sulle linee, il terzo, certo, certo, ecco. si gioca bene la Salernitana. Mi sarebbe piaciuto ovviamente, sia da interista che poi da sportivo, insomma, Vabbè, mi insomma, è stato anche questa, non è, cioè, il pareggio arrivato a un certo punto è andato bene perché uno ha recuperato il risultato, però pareggiare con l'ultima in classifica, devo dire la verità, per una squadra che è in testa, ma soprattutto come è arrivato il pareggio e come è stata condotta la partita dalla Salernitana, l'Inter è adesso messa nell'angolo, ma non è che anche il Milan si trovi in una situazione no, splendente. assolutamente. Sì, sì, e Ecco. poi anche questo, ci possiamo riagganciare a quello di cui parlavamo prima, no, forse la differenza mediatica nel valutare le situazioni, cioè quella fra l'Inter e il Milan. Cioè, noi è vero abbiam perso malamente in casa col Sassuolo, però il Milan che va a pareggiare poi con l'ultima in classifica, se deve ambire anche allo scudetto, insomma. Però per il Milan hanno parlato di mezzo passo falso, di leggero stop, per l'Inter invece è una Waterloo, è Vabbè, una questo ci riallacciamo a quello che è il solito discorso, no? Abbiamo, come stanno volando i minuti qua velocissimamente. Silvio Dossi, per favore, potete spiegare perché la VAR sia contro i Bir? Vabbè, retrocesse ieri non è intervenuto sui falli commessi sui nostri giocatori che hanno poi procurato il loro gol, mentre in altre occasioni con altre squadre invece è intervenuta. E questo è il mistero purtroppo del VAR che viene utilizzato un po' a singhiozzo, dove c'è sempre questa logica in cui bisogna dare spazio all'arbitro e quindi su questo cono d'ombra ovviamente vanno le situazioni positive e negative e ogni volta c'è sempre da ottimizzare. Ci hanno messo 3 anni, ma alla fine ce l'hanno fatta a rendere il VAR uno strumento quasi odiato.
Uguale, no, uguale all'arbitro di una volta, cioè crei sempre le polemiche, quello che volevano è stato in qualche modo portato avanti. Vabbè, dovrebbe essere l'accertatore della verità e invece in realtà crea sempre dei grandissimi malumori. Allora, andiamo avanti invece per ciò che riguarda la classifica velocissimamente, quindi il Milan ha una partita... Aspetta, una partita in più, vabbè, insomma, ovviamente perché c'è il Napoli che deve giocare, l'Inter deve recuperare la partita con il Bologna, quindi 2 punti sull'Inter, quindi l'Inter in teoria potrebbe superare se andasse a vincere, però qua non si può più dire nulla di certo. Abbiamo una Juventus che ha 47 punti, ha pareggiato con l'Atalanta che ha avuto uno stop. Ecco, l'Atalanta sta un po' segnando il passo, non so, secondo te è anche un discorso legato ai rumors appunto legati anche al cambio di proprietà, perché pare avvenendo questo. No, diciamo che l'Atalanta quest'anno ha perso 2 giocatori importantissimi. Il primo è Gosens, che l'ha perso praticamente dall'inizio della stagione, e poi il secondo è Zapata, voglio dire. E quindi secondo me le differenze, poi la differenza lo fa quello probabilmente, anche perché non ha mai risentito l'Atalanta di situazioni esterne, cioè proprio sono stati sempre bravi, bravi, bravi a costruire quest'ambiente, questa bolla, no, dorata, dove ci sono i giocatori dell'Atalanta che a Bergamo li rendono tutti dal primo all'ultimo. Inoltre ha perso anche Ilicic, voglio dire, perché sta affrontando un periodo non facilissimo, quindi c'è uno che ti fa 10 gol all'anno, Gosens che te ne fa altrettanti, se non sbaglio il terzino che ha fatto il secondo terzino migliore d'Europa per numero di gol e assist, Zapata che 2 anni fa, 3 anni fa ti faceva 25 gol, quest'anno a gennaio si è già infortunato, si è rotto in modo molto serio, quindi insomma secondo me la differenza la fa un po' questo. Non c'è Gosens, non c'è Zapata, non c'è Ilicic. Questo. Infatti, appunto. Allora, senti, siamo arrivati abbiamo già superato ampiamente la metà della trasmissione, quindi non possiamo non ricalarci sul discorso legato al libro che hai appena editato. Stanno in questi giorni, appunto, È in io stampa, sì, già sì, ho è una è in stampa, certo. no? Io ho un PDF, quindi è ancora, poi voglio averlo appunto cartaceo, lo presenteremo probabilmente insieme in presenza. Abbiamo però l'immagine della copertina, eccolo qua, ecco. Sì, Interisti e stalinisti, no? Quindi da Karl Marx a Massimo Moratti, fenomenologia rivoluzionaria dell'interismo militante, con la militante. prefazione Che fa la militante. differenza. E con la prefazione di Marco Rizzo, quindi esponente del partito, vecchio partito comunista, giusto? Paolo Attuale ancora Rossi, segretario del Partito Comunista attuale nazionale. ancora adesso appunto, Sì, sul Paolo trattino, Rossi, Paolo Paolo Rossi, Rossi grazie. ovviamente, ed Enrico Bertolino. Quindi abbiamo quindi questa situazione, la dice già lunga, no? Quindi da una parte un connotato, chiamiamolo così, politico, però scanzonato, Certo, e dall'altra parte invece due attori e cabarettisti come appunto comici, Enrico Bertolino e però Paolo Rossi. soprattutto perché, perdona, sono anche dei maestri di satira, perché comunque hanno sempre detto Certo. qualcosa di vero con un velo, con un pizzico di ironia, e quindi quella è la vera satira. Ecco, qua abbiamo per esempio sull'immagine, prima l'abbiamo fatta vedere la home page di Facebook, però mi piace farla rivedere. Qua abbiamo tutti i padri dello Del stalinismo, socialismo, esatto. dal marxismo al leninismo, quindi cos'è, Trotsky e No, Stalin. vabbè, E, Hegel, Stalin, Hegel, scusami, e qua abbiamo invece in Engels, prima perdonami, persona la Engels. stessa impostazione. Engels, Abbiamo, scusa? era Engels, un lapsus freudiano. Sì, però abbiamo quello a destra che è È la indubbiamente copertina è la copertina vecchia della pagina, però non mi son sentito di cambiarla sinceramente. Prima che andasse alla Roma ovviamente, era del 2015, noi avevamo ancora negli occhi l'amore per Mourinho, per il triplete. ecco, voglio far vedere una cosa, adesso vediamo se riesco a recuperarlo. Oggi proprio non riesco a trovare le cose, le immagini. Vabbè, niente, avevamo il Twitter, eccolo qua. C'è un'immagine, c'è un tweet. Aspetta,
Eccolo qua. Quando c'è stata la partita di Coppa Italia, l'8 febbraio, un tweet, però non lo posso far vedere perché non è da quest'altra parte, su un altro computer. Qua in Tristi Stalinisti tu scrivi: in un mondo ideale, no, sì, questa sera José Mourinho lascia andare il pullman della Roma e sale sulla 500 Abarth di Steven Zang Sì, con pazza Inter e bandiera rossa a volume 99, ben inteso. 99. E invece la dichiarazione che tu per bocca, falsamente per bocca di José Mourinho, dopo la Sì. partita, mi ha fatto molto divertire, dice: la mia squadra stasera merita solo applausi, bellissima partita, ma faccio i complimenti anche alla Roma. Cioè, Alla secondo Roma. te lui un qualcosa gli è rimasto di interismo? Secondo te? Lo dice sempre, ma secondo me è un po' paraculetto, perché lui ha comunque ha lasciato il cuore in tante tifoserie, in tante squadre dove ovviamente ha anche tanto vinto. Io sono un po' ingenuo, voglio continuare a pensare che Mourinho ci voglia ancora molto, molto bene, perché forse perché quando magari io mi leggo a una persona, un ideale, poi sì, okay, si litiga, vabbè, ci si manda, dove sappiamo anche malamente, però poi in fondo un pochino di sentimento rimane. Io voglio sperare che per Mourinho sia così. Poi quando abbiam giocato in campionato che abbiamo vinto 3-0, abbiam vinto contro la Roma e abbiam fatto un partitone all'Olimpico e lui diceva: "Ah, l'Inter è una squadra di un altro livello", poi è andato via commosso, quindi non lo so, io sono ingenuo, voglio pensare che lui ci ami ancora. Bah, penso che indubbiamente credo che sia la più bella coppa che abbia mai vinto. Poi un triplete vinto con l'Inter è grandissima soddisfazione. Capito? Eh, Andiamo avanti, vediamo queste immagini. Quindi questo è il logo interisti stalinisti, che sembrano ovviamente scritto in cirillico, invece è solo girato, le N e le R sono girate, quindi è un bellissimo gioco grafico con questo Stalin, ovviamente con la maglia credo Il del triplete. triplete. Mh-mh. Esatto. E poi abbiamo invece questo, sempre l'ironia ovviamente che continua a imperversare in questo libro, è questo, no? Quindi questo è il nuovo simbolo del Sì. è bellissima questa idea, quindi il nuovo simbolo dell'Inter, che tanto ha creato problemi, perché qua non si può spostare nulla, che subito qualcuno dice ecco non c'è più romanticismo. Invece io credo che il simbolo dell'Inter sia in linea con quello del passato, abbia una sua logica perfetta, l'hanno svecchiato. Poi se uno Beh, io non... preferisco questo. Esatto, e poi questo qua in particolar modo dove c'è una Esatto, falsa questo qui. cartella, ovviamente. Il libro va avanti e ci sono tante immagini, non volevo neanche spoilerarlo più di tanto, anche perché poi me lo sto leggendo a poco, quindi è molto ma molto divertente. Però ci sono per esempio alcuni momenti, per esempio crescete come buoni interisti, studiate molto per poter dominare la tecnica che permette di dominare la natura. Ricordatevi che l'importante è la rivoluzione, che ognuno di noi da solo non vale nulla. Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo. È la qualità più bella di un interista. Comintern featuring Ernesto Che Guevara della Serra, vabbè, insomma, per l'autodeterminazione dei popoli. Questo la dice Beh, lunga sul fatto che si utilizza un modo di esprimersi per far passare un messaggio altamente interista, no? Quindi certo, combattere innanzitutto qualcosa, combattere questa situazione. sì, sì, assolutamente così. Ti ringrazio per aver forse inquadrato una delle immagini, dei punti più belli del libro, cioè nonché quella una delle più serie, perché poi quello è quell'immagine lì con quelle 2 frasi, con i 2 aforismi è al termine di un capitolo che ho chiamato Intercampus, no, e l'autodeterminazione dei popoli, cioè che sembra ironico, però fa capire come, secondo me, secondo la mia visione di interismo, l'Intercampus, quindi l'opera dell'Inter, sia l'unica a rispettare poi davvero, i popoli, le popolazioni autoctone all'interno dei propri confini. Ecco perché parlo di autodeterminazione dei popoli. E l'Inter, in questo senso, è un ascensore sociale che lo permette, l'unico forse nel mondo. Hai perfettamente ragione, questo è stato voluto assolutamente Da da Massimo Moratti, Moratti, e quindi esatto, questa è l'Intercampus, quindi in realtà non è neanche tanto distante da quelle che possono essere le scuole calcio che ci sono in giro per il mondo, però di solito le scuole calcio in giro per il mondo sono delle attività parallele per creare business e far girare i esatto. marchi. Vengono fatti magari in Dubai, vengono fatti dove ci sono ovviamente i soldi. Qua Intercampus invece Qualcosa di porta il bianco. calcio,
nelle situazioni più estreme. E quindi Esatto, questo lo peraltro dice per oh, quello che scusami. dicevamo prima, l'Inter in questo è un po' differente dalle altre. Certo, l'Inter Allora è l'opera ovviamente della famiglia Moratti, c'è qualcosa davvero di diametralmente opposto, cioè Intercampus non nasce per fare business quanto per fare beneficenza. Allora, è carino anche, non voglio neanche leggerle tutte, c'è segue un testo che riguarda il testo di una canzone di Giorgio Gaber, qualcuno era comunista, no? E quindi Certo, qualcuno era interista perché era nato in Duomo Castello, qualcuno era interista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno la era mamma era interista perché vedeva Adriano come una promessa, Recoba come una poesia, Ronaldo come il paradiso terrestre. Poi abbiamo qualcuno era interista perché si sentiva solo, qualcuno era interista perché aveva avuto un'educazione troppo berlusconiana, ai ai ai. Qualcuno era interista perché il cinema lo esigeva, la politica lo esigeva, il lavoro lo esigeva, l'amorosa anche, lo lo esigevano tutti. esigevano tutti. Insomma, andiamo avanti, molto carino, quindi complimenti perché mi è piaciuto molto. Non lo andiamo a leggere tutto perché è ovvio, il libro deve essere acquistato quando uscirà perché tra pochissimo è appunto sarà in vendita. Dunque, ecco, poi abbiamo invece il Partito Comunista, chiamiamolo così, no? Giusto? Come può essere Ho la capito, squadra la del la governo. squadra di governo che sì, sì, certo, che noi voteremmo proprio così, senza colpo Ecco, per ferito. appoggiare l'esecutivo Draghi, questo proprio Sì, è. questo scrivevo, esatto, non volevo essere così schierato, però sì. Allora, Ministero della Difesa, vuoi dirlo tu? Se me ne ricordo perché ne ho scritte tante di però no, Walter Walter Samuel. Samuel, Walter Samuel, il muro. Ministro assolutamente sì, Ministro delle Infrastrutture, Kivu, Christian Chivu. esatto. Ministro dell'Istruzione, Esteban Cambiasso. Ministro dell'Interno, Ivan Ramiro Cordova. Ministro degli Affari Esteri, Ivan Zamorano. Ministro per la Sicurezza dello Stato, Dejan Stankovic. Stankovic, esatto, Ministro dello Sport, Roberto Baggio. Baggio. Tra parentesi, ha cercato di farlo crescere, ma gli hanno tagliato le ali quando era in federazione. Ministro dei beni culturali e delle belle arti, Alvaro Recoba, quindi qua abbiamo proprio. L'apoteosi delle belle arti, proprio della bellezza. Beh, qua abbiamo il ministro delle pari opportunità, quindi sono due, Samuel Meto e Mohamed Kallon. Allora Qua c'è un po' di cattiveria, il ministro della salute Nwankwo Kanu. no, non è cattiveria, è che Vabbè, però chi insomma, meglio di lui? Chi meglio di vabbè. lui? Ministro della tutela del territorio Nicola Berti Walter Vabbè, Zenga, quindi, ovviamente uno attaccava lo spazio, l'altro difendeva la porta. I ministri dell'economia e finanze Beppe Marotta e Walter Sabattini, direi che qua proprio non si sbaglia. Ministro del lavoro Xavier Zanetti, devi spiegarmi perché a me, secondo me Zanetti non lavora tanto, no? Quindi è una no, battuta. okay, però è stato un lavoratore instancabile dal Il 96. trattore. Ministro Esatto. dell'agricoltura Giulio Cruz, erga il giardiniero. E le Sardinero? Ministro della giustizia, vuoi dirlo tu? Materazzi? Ministro senza Immagino. portafoglio, questa è carina, No dai, mi Piero dispiace. Ausilio. Sì, però c'è da dire che nel suo ruolo, cioè di DS, all'inglese e non tanto all'italiana, ha fatto benissimo Ausilio, eh. Beh, diciamo che gli interisti non sono riusciti a capire questo ruolo. Se esiste, vuol dire che è un ruolo perfetto, perché è comunque coordinato con il direttore sportivo. Quindi, Esatto, è quello che deve esatto. allora, veniamo alle cariche più importanti. Presidente del Consiglio dei Ministri, José Mourinho. Sì. Presidente della Camera dei Deputati, Luis Lui Fico. Fico, Questo è esattamente. una battuta. All'epoca era Fico il presidente della Camera e quindi non Esatto. potevo perdermela. Chiaramente, poi Presidente del Senato Luciano Spalletti, perché tu hai una particolare predisposizione. Sono d'accordo con te perché Spalletti è un ottimo allenatore. Speriamo stasera che non faccia un grosso sgambetto e quindi Beh, io salga in sarei classifica. in modo davvero anche molto sportivo, cioè è vero, poi in pagina è risaputo, ma perché secondo me io sono cresciuto con l'Inter di Mancini, cioè in realtà no, con l'Inter di Simoni, poi ho visto vincere l'Inter di Mancini, però noi eravamo fortissimi. Questa Roma che aveva dei giocatori che non erano all'altezza dei nostri, ma ha rischiato fino all'ultimo di vincere, poi ha Sì, insegnato calcio a tutti, ha certo, inventato il falso 9, perché il falso 9 l'ha inventato Spalletti con Totti e certo. dopo Guardiola con Messi.
E poi è venuto all'Inter e ci ha riportati, cioè, dove davvero meritavamo. Lui con delle squadre costruite per raggiungere un certo tipo di obiettivo l'ha sempre raggiunto. E secondo me Esatto. io sì, no, Hai scusami, finisco perché perfettamente ci tengo, ragione. in modo particolare, perché secondo me dopo Ancelotti, che è fuori classifica chiaramente, Spalletti è il miglior allenatore italiano, lo dirò sempre. Insegna calcio, costruisce calcio e poi non ha però mai avuto la possibilità di allenare una squadra in Italia capace di vincere lo scudetto, perché quando gli hanno dato una buona Roma, gli hanno tolto Pjanic, che è andato alla Juve insieme a Higuain e ha vinto lo scudetto la Juventus. Però quella Roma lì fece 87 punti, faceva 3 gol a partita e niente, Spalletti è un grande allenatore secondo me, è il migliore in Italia dopo Ancelotti. Beh, sono d'accordo con te, sì, comunque è un allenatore che ogni tanto viene snobbato, anche poi molta gente dice ma mi sta antipatico, ma smettiamola col discorso, l'allenatore va in campo come anche il giocatore, però fuori è così, no, mi interessa cosa fa in campo, mi interessa il giocatore ovviamente e lui poi ha Io son gestito curioso di anche... vedere di sentire questa gente qui dice: "Mi sta antipatico", poi ora non mi rivolgo a Spalletti in particolare, dunque figurati. Ma questi qui per dire: "Mi sta antipatico", ma li conoscono personalmente i giocatori o No, gli no, ma allenatori? infatti lo so, questo è una delle situazioni negative del calcio. Secondo me di voler mettere il becco su tante cose, anche non so quando anni fa, adesso stiamo tirando tutti un po' la cinghia, però una volta quando si andavano a prendere determinati giocatori, uno dice, beh, l'ha pagato 50 miliardi quello lì, no? Ma volevo dire, ma l'hai pagati tu o che Ma cosa? li Poi paghi lasciamo tu i perdere. giocatori? Ecco, no? Quindi, e poi magari uno che non contribuiva neanche andando allo stadio, no? Quindi, andiamo avanti. Presidente del Senato Luciano Spalletti, Presidente della Repubblica Massimo Moratti, ovviamente, senatori a vita Gigi Simoni, Lele Oriali, Beppe Baresi, Hector Cupe, Peppino Frisco, questi sono meravigliosi, il navigator Tommaso Berni. Che all'epoca percepiva il reddito di cittadinanza interista. Sì, sì. È vero, è vero, è vero. Responsabile unico anagrafe nazionale Taribo West, perché non si sa bene quanti anni avesse, giusto? Era Eh sì, c'era quello? un aneddoto di Ronaldo che disse di che un giorno giocava con l'Under 20, con l'Under 17 forse in, Brasile Nigeria e c'era West. Poi dopo qualche anno si è trovato a giocare nuovamente con l'Under 18 forse così con la categoria inferiore o superiore c'era ancora West, quindi dicevo: "Ma questo come?" Lo sappiamo che gli africani hanno, ci sono problemi con l'anagrafe, no? Quindi questi, ovviamente, no? Quindi vabbè, andiamo a una cosa velocissimamente, altre due pagine. Ci siamo soffermati ovviamente in questo libro. Allora, pagina 124, devo andare a vedere Mh-mh. su questa pagina. Eccola qua. La famiglia tradizionale è quella composta dal genitore 9 e genitore 10, quindi per dire che ce ne sono anche i vari temi a livello sociale, come Mh-mh. interne per Giorgia Meloni e per Slavia Praga Inter, 28 novembre 2019, e c'è una bella immagine di due che si abbracciano, che sono Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Sei contento di questo gioco dove c'è un playmaker d'attacco dietro a Lautaro che è Dzeko, o preferivi il gioco molto offensivo, potente centralmente, con due quasi appaiati come Lautaro e Lukaku che si passavano molto la palla e creavano un grosso problema centralmente alla difesa? Quale dei due ti piace di più? Allora, penso che l'Inter di Inzaghi giochi decisamente meglio dell'Inter di Conte. Mi sarebbe piaciuto vedere davvero gli stessi giocatori, quindi questa Inter qui con Eriksen al posto di Çalhanoğlu, con Hakimi, sebbene Dumfries sia fortissimo per me, anche da quando gli interisti come al solito lo prendevano di mira, e soprattutto con Lukaku al posto di Dzeko, perché senza nulla togliere a Dzeko che è un attaccante intelligentissimo e si vede se tu vai allo stadio, si vede come si muove, però non ha i 30 gol di Lukaku, non ha lo strapotere fisico. Sì, anche perché poi Lukaku era uno che gestiva la palla molto bene, ovviamente la palla alta rispetto a Dzeko, e poi comunque andava sulla fascia, appoggiava sulla fascia, quindi in realtà la logica del playmaker ce l'aveva già, era però più Esatto, irruento, più potente, e poi di questo ovviamente ormai stanno dicendo che Lautaro non sa più segnare, ma no, no, ma è Lautaro fa bravissimo, è stessa in linea con gli stessi gol dell'anno scorso. bravissimo. E poi comunque in ogni caso
ha cambiato gioco, lui adesso è da solo con la tirare sportellate ed è un po' poco brillante ultimamente dal punto di vista fisico, però in fin dei conti l'anno scorso aveva tutto il lavoro di Lukaku che gli creava gli varchi. Gli apriva Andiamo a lo pagina spazio e lui doveva segnare. e lui doveva segnare. Comunque sì, è un po' appannato, lo vedo perché certe volte anche uscire dall'area per cercare qualche giocata potrebbe farlo. Chiaro che se tu continui a crossare dentro le difese chiuse dal Liverpool alla Sassuolo, ovviamente si mettono a ridere perché a continuare a fare i cross così non va più bene. Quindi secondo me dovranno lavorare su quello. Allora, pagina 133 c'è il muro esisterà ancora fra 50 e anche fra 100 anni, fino a quando le ragioni della sua esistenza non saranno venute meno. Eric Honecker, che era il presidente della DDR, per Walter Samuel, The Wall, 23 marzo 2020, c'è ovviamente Walter Samuel, una bella immagine. Andiamo a vedere l'ultima che avevo recuperato ed è a pagina 163, scorriamo velocissimamente, 2, 3, eccola qua, pagina 163. No, scusa, forse quella precedente. Non posso aiutarti perché non ho il cartaceo ancora come sai. No, no, lo so, infatti. Ecco, no, era questo, era praticamente di seguito un elenco di cose a livello natalizio, periodo natalizio, che spero di trovare domattina sotto l'albero. Piano quinquennale socialista, il Christian Eriksen titolare a centrocampo, Antonio Conte allenatore dei Poggi Bonsi, quindi vabbè, ognuno ha le proprie idee, Una festa fina quella. socializzazione dei mezzi di produzione, abolizione del panettone della distribuzione alimentare, nazionalizzazione del Pandoro quale mezzo primario di produzione, radiazione del Piemonte Calcio dal mondo sportivo, licenziamento ad nutum degli addetti RAI e Sky asserviti, dittatura del proletariato, Massimo Moratti, Presidente della Repubblica, Taribo West, responsabile nazionale dell'ufficio anagrafe, Marco Rizzo, Premier, Matteo Salvini ai lavori forzati, Marco Alonso sulla fascia sinistra, imposizione fiscale italiana per l'azienda Agnelli, abolizione dei gruppi musicali che solo perché fanno musica di cacca si definiscono indie, introduzione del salario minimo, adeguamento dei salari al costo della vita. Insomma, qua si utilizza la metafora per cercare di mandare comunque dei segnali di natura politica, lo fai comunque con una certa classe e divertimento, ovviamente, quindi senza andare a creare dei problemi. Va bene, quindi questo è il libro, lo vedete adesso nella sua copertina, I Tristi Stalinisti, ed è edito da Red Star. Presa dalla NF, è una casa editrice importante nell'ambiente anche underground e non solo. Comunque sì, la Ecco, Red infatti. Press. Ecco, è arrivato anche Biagio Castagna, buonasera Fulvio, saluti al tuo ospite che è il radiocronista del web, lui quindi riesce a descrivere le partite tramite appunto Facebook. Allora, abbiamo visto queste immagini, andiamo a vedere il prossimo turno, eccolo qua. Prossimo turno abbiamo quindi venerdì mi sembra, adesso non riesco a vedere bene, comunque forse alle 18 c'è Milano Udinese, poi a seguire in serata alle 21 ci sarà Genoa Inter, e quindi qua già si sbloccherebbe la situazione in un senso o nell'altro. Il giorno dopo abbiamo una Salernitana Bologna, vedremo la Salernitana se darà continuità al suo risultato, Empoli Juventus, chissà se faranno ancora sgambetto come all'andata quelli dell'Empoli, alla Juventus, Sassuolo Fiorentina, bella partita anche questa, Torino Cagliari, partita anche questa complicata, Hellas Verona Venezia, abbiamo Spezia Roma, Lazio Napoli, e qui abbiamo ovviamente un banco di prova importante per il Napoli, e Atalanta Sampdoria, e staremo a vedere se l'Atalanta si sarà un po' rimessa in sesto e se la Sampdoria darà continuità al suo nuovo percorso con Giampaolo in panchina. Di queste partite ovviamente togli Genoa Inter, quale andresti a vedere? Lazio-Napoli assolutamente. Assolutamente Lazio-Napoli, In va realtà bene. penso che andrò a vederla perché mi piacerebbe, Milano è collegata bene da Roma, mi piacerebbe andare a vedere come gioca dal vivo questo Napoli. Sì, beh, Sì. non ho la classifica, cioè ce l'ho davanti, dovrei andarla a recuperare, però per esempio il Napoli è la squadra che eccolo qua,
che praticamente ha la gestione del pallone, no? Quindi l'Inter è seconda, prima è il Napoli, quindi si è visto anche quando l'Inter era sotto di punteggio, no? Quindi nella... Certo, ma non per niente, non avevo dubbi perché anche cioè tutte le squadre di Spalletti, cioè Spalletti è stato forse uno dei primi, soprattutto all'Inter è stato il primo a giocare dal basso e tutte le squadre di Spalletti giocano tenendo il pallone dal basso e gestendo benissimo il pallone, quindi il Certo. Napoli è maestra in questo. Bene, ultime considerazioni, la Juventus che adesso ha preso il quarto posto, secondo te può avere qualche chance se, visto che se ci fosse un intruppamento, un rallentamento, metti caso che il Napoli perde con la Lazio, ci sono magari un po' di stanchezze sia nell'Inter, nelle due milanesi, magari perdi qualcosina nelle prossime 2 o 3 partite, potrebbe in realtà rientrare nel gioco, visto che o è veramente troppo difficile visto che ce ne sono troppe davanti per No, la non penso Juventus? che ce ne siano troppe, ti dico la verità, sono 9 cioè sono 9 punti, son 3 partite, cioè non sono 9. Peraltro anche lo scontro diretto contro il Milan, quindi potenzialmente se vince quella nei confronti del Milan, cioè io ragiono sempre in questo modo, prende 6 punti, cioè secondo me non è per niente andata via la Juve, anzi. Poi ha preso Vlahovic, si è rinforzata, ha preso anche Quindi un bel secondo giocatore. te potrebbe rientrare? Assolutamente sì, sono 3 partite. Eh, vabbè, lui dice Biagio Castagna, dice attenzione alla Fiorentina, però vabbè, la Fiorentina può rientrare. Sì, vabbè. Allora, attenzione per la zona Ah, okay, no, certo, perdonami, ovviamente la Champions League, sì. Lazio-Napoli, lui andrebbe a vedere Lazio-Napoli, ovviamente la radiocronaca venerdì sera di Genoa-Inter, perché lui appunto radiocronaca certo. che potete seguire su Radio Playtime, la web radio, va bene. Ok, allora tu dici che potrebbe essere quindi una squadra che può rientrare. In fin dei conti mancano, cosa sono? 13 partite, quindi credo che un po' di punti ce ne sono ancora. Dovrebbe essere però un crollo verticale di tutte e tre le squadre. Staremo a vedere. Senti, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata e vabbè, abbiamo un po' vagato nella mentalità, chiamiamola così, interista, di conseguenza però per proprietà intransitiva potrebbe anche essere quello che pensano dall'altra parte nei confronti degli interisti, no? Quindi dicono i soliti piagnina, no? I soliti quelli che si lamentano, però effettivamente qualche punto diciamo di, chiamiamolo così, di, di amarezza, no? Che legata a certe situazioni nella storia diciamo del calcio ci sono state, no? Quindi insomma l'interista ha un po' questa vena, sei d'accordo? Sì, non capisco, cioè che tipo di situazioni, cioè che riguardano l'Inter però? Sì, no, l'interista che piange, no? Molti dicono siete i soliti piagnina, però in realtà l'interista ha avuto delle situazioni pesanti, no? Vuol dire non voler render conto di quello che c'è stato il periodo di Nel calciopolo, passato, no, ci sono stati altri momenti. sono d'accordo, però sono anche molto affezionato, no, a un aforisma senza voler per forza fare poi i filosofi, no, cioè la vita è il 10% ciò che ti accade e poi il 90% è il modo in cui tu reagisci. Cioè, okay, sicuramente siamo abituati, voglio dire, anch'io me lo ricordo il 5 maggio, mi ricordo Inter Juve quando vinsero quella partita in quel modo, il 26 aprile 1998, me lo ricordo benissimo, Inter Chievo, cioè me le ricordo tutte queste cose, però se restiamo troppo ancorati al passato e davvero ci dobbiamo piangere addosso, allora non siamo l'Inter, ma siamo il Cagliari o l'Hellas Verona, con tutto il rispetto ripeto per queste squadre. Però Beh, certo, c'è Mourinho da rispettare ci anche mancherebbe, quello, Mourinho ovviamente. ci ha fatto capire che bisogna proprio cambiare mentalità. Va Quindi reagiamo. Va bene, allora rifacciamo vedere di nuovo il libro, eccolo qua, Interisti Grazie. Stalinisti, Cristiano Marrella, da Karl Marx a Massimo Moratti, fenomenologie rivoluzionarie dell'interismo limitante, Red Star, Militante, non limitante. scusami? Militante, perdono. Milita Militante. perché cosa ho detto? Militare? Limitante, che poi in alcuni versi può anche essere limitante. Limitante, no, vabbè, ho confuso, scusami, Ah, so scusami, Va perdonami, bene. era Edito appunto da Red Star Press. Va bene, allora aspetto ovviamente di vederlo da un punto di vista cartaceo, prossimamente sarà ordinabile ovviamente nelle no, già varie ordinato, librerie. è già in Cosa? preordine, sia sia sul sito della casa editrice che su Mondadori o IBS, è già in preordine.
Ecco, poi comunque può essere recuperato. Ricordo sempre i Mondadori World che sono un po' collegati alle nostre iniziative, quindi vabbè, insomma, ci sarà anche la possibilità di averlo direttamente online, riferito ovviamente al sito della casa editrice, ma anche tramite appunto il tuo blog. Va bene, senti, ringrazio Cristiano Marrella, grazie per aver Grazie a te. partecipato con interisti stalinisti. C'è sempre molta ironia in questo e abbiamo bisogno veramente nel gioco del calcio, perché ci prendiamo un po' troppo tutti sul serio, no? Quindi ogni tanto siamo un po' calciopatici, però d'altronde è così. Ieri abbiamo perso, noi che siamo interisti, vabbè, andiamo avanti, abbiamo una squadra che è bella, dà soddisfazione, staremo a vedere, dai. Esatto. Grazie ancora, grazie per aver No, partecipato allora. grazie a te Giulio. Buona serata a tutti, grazie mille. Grazie, grazie. Eccoci, vabbè, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Siamo stati un po' troppo con connotati nerazzurri, mi dispiace da un certo punto di vista, però vabbè, diciamo che le prossime puntate andrò in altri ambienti, perché ci sono tanti gruppi sui social, ovviamente su Facebook, su Twitter e Instagram stesso, che chiaramente con ironia vanno ad analizzare il calcio, e questa è la cosa più importante, appunto quello di non prendersi troppo in giro. È molto originale ovviamente questo gruppo degli interisti stalinisti. Noi ci vediamo settimana prossima, ovviamente con altri ospiti e quindi con altri temi che saranno ovviamente non solo interisti. Grazie per aver seguito Che Calcio Che Fa, e vi ricordo domani ci sarà un'altra puntata di Equilibri con il libro di Alessandro Obilli, Nutrirsi meglio, quindi anche questo è molto importante. Seguiamo ovviamente le indicazioni per il proprio quieto vivere, per il proprio benessere, per la propria salute. A domani, grazie.